Da un momento all'altro potrebbe esplodere il mercato del Napoli, con la bomba James Rodriguez scoppiata negli ultimi giorni, ma non solo. Da alcune indiscrezioni raccolte in Spagna sembrerebbe che Raúl Albiol abbia espresso il desiderio di ritornare in patria, e se la cosa si avverasse, lascerebbe un buco da colmare piuttosto importante nella difesa della squadra partenopea. E per sostituirlo si starebbe pensando a un profilo di caratura internazionale. Costas Manolas, difensore in partenza da Roma e con una clausola abbordabile, potrebbe diventare l'obiettivo numero 1 del Napoli, e andrebbe a costituire con Koulibaly una delle coppie difensive più difficilmente affrontabili sul panorama europeo. La concorrenza da superare è parecchio tosta, con la Juve in primis che aveva messo gli occhi sul giocatore. Gli altri nomi sul taccuino di De Laurentiis sono quelli di German Pezzella della Fiorentina, per il quale però in questo momento la dirigenza viola non vuole sentirne parlare, e Nathan Ake, difensore 24enne del Bournemouth, seguito con molto interesse dal Tottenham. Tramite una nota, l'Empoli ha annunciato di aver risolto consensualmente il contratto in essere con il tecnico della prima squadra Aurelio Andreazzoli. Al tecnico vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto da parte di tutta la società azzurra e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale. Termina così l'avventura dell'allenatore sulla panchina azzurra dopo l'annata chiusa con la retrocessione in serie cadetta dell'Empoli. L'ex difensore del Milan Cristian Zaccardo commenta la situazione in casa rossonera. È da qualche anno che speriamo che questa squadra gloriosa, con cui simpatizzo, torni ai suoi livelli. Poi è anche vero che cambiare ogni anno non è un vantaggio, però conosciamo tutti Maldini, Boban, quindi speriamo che sia l'anno buono. Archiviato il Gran Premio del Mugello, la MotoGP torna in pista questo weekend per il Gran Premio di Barcellona. Al Montmelò i piloti della classe regina daranno vita al settimo appuntamento del Mondiale a due ruote, fino a questo momento dominato da Marc Marquez. Non una novità di certo, ma quanto visto in terra italiana con le Ducati di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso che hanno dato filo da torcere molto al campione del mondo, fa ben sperare in vista del proseguo del campionato. Battere Marquez in casa non sarà affatto facile, come del resto non lo è su nessun circuito. Se non ci fosse stata la caduta del numero 93 in America ad Austin, probabilmente staremmo parlando di una stagione già chiusa anzitempo. I 12 punti di vantaggio su Dovizioso sono un niente, ma quel che è certo è che la Ducati da qui in avanti non dovrà sbagliare nulla e dovrà lottare con le unghie e coi denti per invertire un copione mondiale a cui siamo ormai troppo abituati.